La sfida dei giovani donatori trevigiani la vincono le donne. 1964 le ragazze tra i 18 e i 25 anni che nel 2022 hanno donato il sangue. Una manciata in meno invece i ragazzi che si fermano a 1847. Numeri alla mano, un dato questo che racconta un'inversione di marcia che parte dal basso. Nella fotografia generale trevigiana infatti gli uomini donatori sono 19.000 contro poco più di 10.000 donne. Questi primi mesi dell'anno ci stanno dando soddisfazione. Abbiamo visto un incremento delle donazioni un po' generalizzato, diciamo, quindi non abbiamo distinto tra giovani donatori e donatori abitué, però nelle nostre sale di donazione le vediamo spesso frequentate da giovani tra i 18 e i 25. Ed è proprio sui giovani della Marca che scommette Avis Provinciale Treviso, al via una campagna di comunicazione social su misura. 3 i messaggi che circoleranno su Instagram e TikTok per aumentare la conoscenza dell'associazione e incoraggiare i giovani a donare il sangue. Questo è un modo un po' ironico di sottolineare alcuni aspetti, come il fatto che uno per essere donatore non deve essere astemio, o piuttosto che essendo donatore c'è il vantaggio di avere gli esami gratis e essere sempre sotto controllo. E quindi, come è detto nell'ultimo video, non serve essere supereroi, basta essere persone normali e dotati di una certa sensibilità e anche altruismo. Sacche di sangue dei donatori che rappresentano un vero e proprio farmaco salvavita. Il sangue è fondamentale, è di solito un farmaco salvavita che è pronto disponibile, però quando manca si sente, nel senso che non si può salvare la vita. Educazione alla donazione, un lavoro di sinergia che parte dal territorio. Un lavoro di squadra è utilissimo soprattutto perché si mette prima in previsione la loro prevenzione e quindi si fa prevenzione a loro, ma poi si educa anche a quello che significa essere un volontario e uno che si mette a disposizione della popolazione, soprattutto dando una cultura del dono.